Tipi di donne. Che varietà si trova nel mondo femminile. Ogni donna rappresenta una sua realtà. Non si confonde con le altre, ma ciascuna da tutte si distingue. Si può trovare analogia nella natura vegetale. C'è la donna alla mela, all'arancia, alla pera, alla pesca o alla susina. L'essenza forte dell'ananas, quella delicata del gesso bianco, il gusto pregnante, succoso, insistente del gesso rosso. La donna di montagna dal sapore di castagna, a volte bruciante di caldarrosta, oppure raffinato del marron glacé. La dominante essenza della fragola, il nettare e l'ambrosia dell'uva, dal profumo di mandarino o persistente di bergamotto. La donna casareccia dal sapore ancestrale del buon pane fatto in casa. In mezzo a cotanto splendore si disperde il mio cuore. Tutti li vorrebbe gustare, nessuno tralasciare. Allora alla maniera di un maestro pasticcere e di esperto profumiere, nella mia fantasia tutte insieme io le aggrego, le impasto, le modello, di tutte ne faccio una e ne traggo fuori la mia donna.